Ben ritrovati a Mesedeke Sitake, dove facciamo cucina friulana con ospite. L'ospite di oggi arriva dal profondo sud, arriverà da Palermo, arriverà dopo la ricetta, come ormai sapete. Vediamo subito gli ingredienti della ricetta di oggi. L'ingrediente principale di questa ricetta è la farina di castagne, ma c'è anche della farina 00, dell'aglio, sale, burro, un po' di pancetta affumicata, un po' di crema di latte, pepe, olio, un po' d'acqua, dei funghi porcini e un po' di sfoglia di fricco. Ci vediamo tra poco. Come abbiamo detto, l'ospite di oggi arriva dal profondo sud, arriva da Palermo, quindi per unire tutta l'Italia gli prepareremo una ricetta a base di castagne e funghi porcini. Sono degli gnocchi. Cominciamo con la farina di castagne. Mi metto i guanti, anche perché tra un po' si impasta. Aggiungiamo direttamente la farina 00, così. In Friuli c'è una netta distinzione tra gnoccs, che sono generalmente quelli fatti con il pane, macarons, che sono generalmente fatti con le patate, o fregoloz. I fregoloz in friulano in realtà sono le briciole grosse del pane, ma anche quegli gnocchi fatti lasciando cadere l'impasto nell'acqua, che dà proprio forma di grosse briciole. Quelli di oggi sono gnocchi di castagne, quindi presumo che siano fregolos di Tiastinis, ma gli daremo la forma tradizionale dello gnocco. Quindi abbiamo messo farina di castagne, farina 00, aggiungiamo un po' d'acqua, così, e cominciamo ad amalgamare. Un pizzico di sale, piuttosto generoso perché le castagne hanno un gusto un po' dolce, e mescoliamo fino ad ottenere un impasto morbido, non troppo appiccicoso, che poi lasceremo riposare per un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo di preparare il condimento. Per tante persone gli gnocchi sono un piatto difficile, considerato difficile, perché generalmente ci vanno le patate, le uova, bisogna ottenere una certa consistenza. Invece questi gnocchi, come i fregolos di Erbis che abbiamo già fatto, hanno bisogno solo di farina e acqua. Abbiamo fatto anche la pasta per i charsons solo con farina e acqua, e oggi facciamo questi. La farina di castagne tende ad ammucchiarsi, per cui io l'avevo già setacciata prima dell'utilizzo, in modo che non mi creasse dei grumi mentre la mescolavo. Adesso prendo un po' di farina extra che metto sul piano per cominciare a lavorare l'impasto a mano. Non serve lavorare molto, semplicemente il tempo di amalgamare gli ingredienti. A questo punto il panetto è sufficientemente morbido, mettiamo un po' di farina qua in un angolo e lo mettiamo a riposare. Per preparare il sugo, la prima cosa che faremo sarà affettare sottilmente un po' di pancetta, perché sarà un sugo non solo di porcini ma anche con un po' di pancetta. La mia in particolare è affumicata, ma semplicemente perché a me piace molto il gusto dell'affumicato. Ne facciamo delle striscioline sottili, così. A chi non piace la pancetta chiaramente si può anche evitare. Un po' di pancetta è pronta, ci spostiamo al piano di lavoro cottura con i funghi, il burro, l'aglio e un filo d'olio. Sto usando circa 30 grammi di burro per 2 etti e mezzo di funghi. Mettiamo l'aglio in camicia e un filino d'olio. Quando il burro comincia a spumeggiare, possiamo versare i funghi. Io sto usando dei porcini che ho raccolto personalmente in Carnia, nel comune di Lauco. Tante persone mi seguono sui social, quindi lo sapete che io d'estate giro da quelle parti
ho il patentino, quindi posso raccogliere i miei 2 chiletti di funghi al giorno e quindi i miei porcini provengono da quella zona lì. Un pizzico di sale, un po' di pepe. È importante quando cuciniamo i funghi mantenere una fiamma piuttosto vivace, perché altrimenti il fungo di suo rilascia una bava. Ricordiamoci che tutti i funghi hanno un minimo di tossicità, quindi usiamo i funghi con criterio. Se non avete il patentino, comprateli perché può essere pericoloso. In questi anni io vado su in carne a raccogliere funghi da circa 10 anni, ho sentito diverse storie di qualche mal di pancia. Noi per fortuna no. Quando dico cottura veloce, diciamo che i funghi porcini qualcuno li mangia anche crudi, però come ho detto ricordiamoci che c'è un minimo di grado di tossicità, perché il fungo scagliato così con un po' di formaggio stagionato sopra con un filo d'olio, sale e pepe veramente sono deliziosi. Per cucinarli, specialmente se adesso che sto cucinando per un ospite, una ventina di minuti ci vanno. Mentre invece sapete che per i chiodini bisogna fare 2 giri in acqua, far rilasciare la bava e poi cuocerli e condirli come vanno conditi, ognuno poi ha la propria ricetta. L'importante è mantenere i tempi di cottura e se li scongelate, scongelarli direttamente in padella. Qualcuno lascia scongelare i funghi un po' così fuori dal frigo, non è una prassi tanto sana. Non voglio fare la maestrina, ma siccome cucino pubblicamente, qualche accorgimento bisogna darlo. A questo punto i porcini sono belli dorati, aggiungiamo la pancetta a striscioline, facciamo insaporire, così. È arrivato il momento di levare l'aglio, cerchiamo di non dimenticarlo per non fare le sorprese nel piatto. Sto usando una padella grande perché poi chiaramente gli gnocchetti una volta scolati li metteremo direttamente a spadellare qui. Aggiungiamo quindi un po' di crema di latte per legare il condimento. Lasciamo qualche minuto a fuoco dolce e siamo pronti per tagliare gli gnocchi. Ho cominciato a far bollire l'acqua, il sugo adesso riposa un attimo e finiscono di amalgamarsi gli ingredienti. Nel frattempo il panetto ha riposato, lui, almeno qualcuno che riposa. Lo tagliamo a striscioline, infariniamo leggermente il piano, ne facciamo dei cilindretti e tagliamo gli gnocchetti. E ho fatto anche la rima oggi. Ecco, facciamo degli gnocchetti piccolini. Così, c'è chi li riga, c'è chi li passa con il dito, divertitevi, date le forme che più vi piace. Come per i charsons, più pieghine diamo agli impasti e più raccoglieranno il sugo. Gli gnocchi sono pronti, l'acqua bolle, li caliamo e come tutti gli gnocchi, quando vengono a galla sono cotti. Il piatto è pronto, li lasciamo riposare coperti a una temperatura minima e aspettiamo l'ospite che sta arrivando. Per preparare gli gnocchi di castagne ci serviranno 200 g di farina di castagne, 100 g di farina 00, 2 pizzichi di sale, 100 ml d'acqua, 100 ml di latte. Per il condimento 250 g di funghi, olio, aglio, pepe, 30 g di burro, un po' di sale, prezzemolo, pancetta affumicata e di un po' di frico sbriciolato per decorare il piatto.
Abbiamo con noi una presenza veramente fuori dall'ordinario. Abbiamo un pizzaiolo stellato grazie alla guida Peperoncino Rosso, giusto? Buongiorno. Benvenuto Giovanni Mascari. Buongiorno. Oggi sei un attimo in relax con noi, ma di solito ti vediamo in mezzo alle farine, Agitato. agitatissimo. E sei qui a Telefriuli oggi con noi perché in questa trasmissione sai che diamo luce alle persone che a loro volta danno luce al Friuli Venezia Giulia. E tu stai portando veramente una piccola rivoluzione a modo tuo nel modo di fare le pizze e anche grazie a noi che mangiamo le tue meravigliose Le mie pizze. certo. Ma anche per un altro motivo. L'Italia è lunga e stretta, dicono, ma in cucina rimane sempre unita, vero? Vero, verissimo. Raccontaci un pochino, Giovanni, tu sei nato a Palermo e poi? Intanto grazie per l'invito. Sono nato a Palermo nel 1973. Vengo da una famiglia di ristoratori. Purtroppo solamente i miei genitori non lo erano, ma tutta la mia famiglia alle spalle sì. E niente, quindi ho intrapreso questo percorso negli anni, grazie alla mia famiglia, però non mi accontentavo e quindi ho iniziato a prendere i libri e a studiare, cosa che dico sempre ai ragazzi, bisogna studiare per raggiungere certi obiettivi, perché l'informazione è alla base di tutto. Detto questo, ho iniziato a studiare, ho iniziato le prime attività, iniziando il percorso grazie ai miei nonni con una gelateria. Dalla gelateria dopo ho studiato sempre di più, ho iniziato con i ristoranti, pizzerie. Quindi tu hai studiato a scuola per diventare pizzaiolo stellato oppure è stata una conoscenza sul campo? Entrambi i casi. Ottimo. Io ho iniziato con l'alberghiero, però l'alberghiero non mi ha accontentato più di tanto, in quanto per approfondire quest'arte bianca, la pizza, che mi ha sempre affascinato, ho intrapreso il percorso con 2 scuole private, che oggi sono molto, molto gettonate. E questo ha fatto sì che mi ha dato un po' il trampolino di lancio. Detto questo, nulla, poi ho iniziato a mettere in pratica la mia conoscenza e finalmente ho raggiunto diciamo, l'obiettivo, quello di sviluppare un prodotto molto leggero, digeribile, che non dia noia al nostro organismo, perché sai, oggi si può fare tante cose, ma bisogna avere delle, come posso dire, delle conoscenze per far sì che il nostro organismo non abbia problemi. Reagisca bene, insomma, sia nutrito, esatto, non appesantito. Esattamente. Grazie anche per questo, insomma. Quindi oltre che buonissime, le tue pizze sono anche, hanno un occhio di riguardo per la nostra salute. Esatto. Poi, quindi, nato a Palermo, ok, ma c'è un accento toscano veramente importante, quindi tu hai visto un po' l'Italia, il mondo? Sì, esattamente. Mio padre nell'85, io avevo circa 12 anni, si trasferì per lavoro in Toscana e da lì ho iniziato anche lì a mettere in pratica la conoscenza, perché comunque la famiglia c'era sempre alle spalle e niente, siamo andati avanti su questo percorso qui. E poi dalla Toscana ho iniziato un po' a girare, perché sì, è vero, ho avuto ristoranti, pizzerie, ma a un certo punto, diventando pizzaiolo stellato, è successo che il telefono cominciava a squillare. Certo. La richiesta era tanta e allora ho iniziato a fare formazione un po' a giro per il mondo. L'ultima tappa è stata la Svizzera, ad Harburg, dove delle persone avevano questa piccola pizzeria, dove ricordo ancora il mio ingresso, 7 pizze al giorno, a distanza di un mese facevamo circa 70 pizze al giorno. Vorrei fare il punto su questa cosa che stai dicendo, Giovanni. Il mondo della pizza non produce disoccupazione, nel senso, appena i ragazzi escono da scuole di pizzeria o comunque si danno da fare, hanno degli obiettivi di crescita, nel mondo dell'arte bianca lo possono fare. Quindi tu mi stai confermando questo perché, ok, eri bambino quando sei salito dalla Sicilia, però Toscana, poi Svizzera, poi adesso sei qua a Gradisca di Sonzo e hai dato anche formazione ai ragazzi. Quindi l'arte bianca è un ottimo trampolino
Effettivamente è proprio così. C'è una richiesta molto elevata in tutto il mondo per pizzaioli. Il problema qual è? Che come tu ben sai la cucina richiede molti sacrifici e oggi tanti ragazzi non hanno tanta voglia di fare sacrifici. Eh, Però confermo quello che dici, nel senso che la richiesta è talmente elevata che veramente uno, mettendo in pratica quello che gli viene insegnato, probabilmente potrà sviluppare un progetto futuro. Ok, molto bene questa cosa che stai dicendo perché io sono una pizzettara, nel senso che mi piacerebbe mangiare la pizza anche a colazione, non si può, a Dillo a volte me. bisogna contenersi, però sono veramente molto golosa di pizza e tanti pizzaioli locali, insomma, in zona Udine mi conoscono. E, se un ragazzo oggi ha la passione, però può anche costruire un progetto intorno a questa professione, vero? Perché, Esattamente, non so, con i social, con la formazione, per girare il mondo, per avere anche un'economia corretta. Io adesso esatto, non voglio sparare così, no? Si diventa ricchi facendo i pizzaioli, tuttavia puoi veramente dare sfogo alla tua passione. esatto. È proprio così. E grazie anche a queste scuole private, perché bisogna dargli atto, mettono in pratica, cioè mettono a disposizione tanta conoscenza al pizzaiolo. Quindi se questo ragazzo veramente potesse o avesse la possibilità di mettere in pratica quello che ha imparato, probabilmente la sua strada potrebbe essere o diventare sicuramente molto floreale, diciamo, Ah, mettiamola ok, così. quindi far fiorire veramente un bel Fiorire, progetto. esatto. A proposito di progetti belli e far fiorire qualcosa, io ho visto le tue pizze a forma di fiore, che non sono dei fiori, ma ce le spieghi tu. Sì, io mi diverto molto con la pizza contemporanea, partendo dalla base che comunque uso prettamente all'80% materia del territorio e questo voglio sottolinearlo. Quindi partendo già da una farina, io uso una tipo 2 macinata a pietra, molino di Pordenone e dopo mi diverto con tutti i gusti che si sviluppano in cucina, quindi tutto quello che è cucina può essere riportato tranquillamente su una pizza. Ecco, io sono un po' folle e riesco a fare questo. Una delle pizze più gettonata, come quella che hai menzionato tu, sicuramente è una pizza classica con la mortadella, Wow, dove viene ritagliata a spicchi, viene messa della mortadella IGP piemontese, con un pesto di pistacchio fatto da me, una granella di pistacchio presa da Bronte e viene tutta assemblata con una stracciata di burrata e viene tutta composta e quindi questa meraviglia parla da sola. sì. Poi ce ne sono tante. L'ultima sicuramente è stata fatta con la rosa di Gorizia, accompagnata dall'acetaria di Midolini, che è famosissima, Certo. con un balsamico di 10 anni di invecchiamento, Asperum, dove io ero ospite da loro e sinceramente sono rimasto, come si dice in Toscana, flesciato da questa Flesciato, cosa. mi immagino perché la rosa di Gorizia ha un suo gusto veramente caratteristico. L'Asperum di 10 anni di Midolini fa esplodere questo gusto che mi sta venendo fame, come al solito. E tu adesso hai parlato di territorio. Giovanni, la Sicilia è molto bella, la Toscana è molto bella, sei stato anche in Svizzera. Sì. Come mai sei in Friuli? Cosa ti piace tantissimo del nostro Friuli? Io ho ribattezzato, e perdonatemi friulani se mi sono permesso di fare, come si dice in Toscana, questo lacchezzo, ok? Ma per me il Friuli è veramente una terra magica. Ho trovato persone veramente di cuore, persone veramente aperte ad aiutare il prossimo e sinceramente mi ha folgorato. E quindi dalla Svizzera mi hanno chiamato fortunatamente qui in Friuli per lavorare, ho accettato e sono stato veramente fortunato. Quindi sono fortunato di essere in questa terra. Grazie. Cosa diresti ai ragazzi friulani oggi? Io ai ragazzi friulani sicuramente direi, come tutti i ragazzi, compreso mio figlio, cercano sempre il modo di evadere, quindi di andare da altre parti del mondo, perché pensano che trovano l'oro. Non è proprio così.
anzi all'estero il più delle volte si viene molto sfruttati. Questo i ragazzi non lo sanno perché non hanno girato. Invece vi dico, guardatevi intorno. Vi ripeto, avete una terra magica, sfruttate questa terra che vi può dare tanto, come mi sta dando tanto. Come sta dando tanto a te. Quindi per i ragazzi friulani imparare a fare i pizzaioli, ma imparare a farlo bene, rimanendo in Friuli e magari chissà, attirando un turismo nuovo in Friuli sarebbe una cosa splendida per questa terra, per questo territorio. Probabilmente sì, sicuramente. Un pochino manca il marketing in Friuli, secondo te? Far conoscere la regione fuori dai confini? Sì, un pochino manca di questo marketing, infatti quando mi trovo a parlare con i miei colleghi pensano che io stia dicendo idiozie, no? Perché non credono quello che io trasmetto a loro. Quindi probabilmente bisognerebbe lavorare un po' sul territorio facendo capire al resto del mondo cosa, mi permetto di dire, abbiamo in Friuli. Giovanni, il tempo, sai che in questa trasmissione abbiamo mezz'oretta. Grazie per aver parlato del Friuli in questo modo e per aver portato questa pizza strepitosa in Friuli. Adesso però c'è un attimo il ribaltamento dei ruoli. Io ti ho preparato un piatto del territorio a modo mio. Sono degli gnocchi di castagne con dei funghi porcini che ho raccolto personalmente, assieme a della pancetta, e adesso ti metterò sopra anche una sbriciolatina di frico croccante. Sei pronto? Prontissimo. Ti preparo. Grazie. Ecco Giovanni, gnocchetti fatti con farina di castagne, farina 00, un goccio d'acqua. Posso metterti il frico Prego, sopra? a te l'onore. Questo è del frico croccante che si abbina molto bene alla morbidezza del fungo e alla dolcezza che c'è nel piatto. Bene. Sei pronto? Possiamo assaggiare? Proviamo, via. Assaggiamo. Brava, veramente buono. È andata? Poi questa croccantezza finale è spettacolare, spezza veramente il piatto ed è veramente buona, sì. Complimenti. Giovanni, grazie tantissimo. Grazie per essere stato con noi, grazie per le pizze buonissime che fai a Gradisca di Sonzo. Speriamo di averti ancora tanti anni qua in Friuli assieme a noi, che non te ne vai di nuovo in giro per il mondo. Ti lascio mangiare con calma. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità e speriamo di rivederci presto. Sicuramente, almeno io in pizzeria ci vado sicuramente. Per voi ci vediamo la prossima settimana, alla solita ora, alle 8:30. Maman e Tigni si conta.